probabilmente un regolamento di conti o una lite per appunto la divisione del territorio. Io ho parlato con alcuni residenti e alcuni commercianti, appena è scoppiato questo episodio che poi è partito su marciapiede e poi si è trascinato lungo la strada con le macchine che passavano. Un passante ha cercato di sedare la rissa, appunto anche solo per la pericolosità della situazione con le macchine che correvano, e mi hanno detto che si è preso uno schiaffone in faccia e poi ecco, vista la malparata, si è allontanato. Il centro storico di Padova torna sotto i riflettori per l'ennesima rissa tra giovani spacciatori. Lorenzo Innocenti, vice segretario di Forza Italia Padova, è stato contattato in tempo reale la notte scorsa da residenti e commercianti, testimoni di un probabile regolamento di conti. Un caso che non resta isolato nella città del Santo. Non è la prima volta che ci siano delle risse, stiamo parlando della zona di via Belzoni, Santa Sofia, via Altinate, soprattutto la zona dell'incrocio fra tutte queste vie, via Morgagni, perché quella è una zona molto ombreggiata e di notte particolarmente buia, poco illuminata e non ci sono telecamere soprattutto. Quindi ecco una buona posizione di stazionamento per gli spacciatori che sono nordafricani e che si spartiscono un po' il territorio. Nonostante i residenti abbiano prontamente chiamato le forze dell'ordine, al loro arrivo i giovani malviventi si erano già dileguati. I cittadini chiedono da tempo interventi concreti, telecamere di sorveglianza e un sistema di illuminazione pubblico più efficace. Gli spacciatori sono sempre più giovani, mi dicono i residenti e i commercianti, per una questione di ragioni insomma, molto varie, è difficile parlarci, sono molto arroganti, spesso sono drogati, ubriachi e appunto poi è più facile che scoppino queste situazioni che degenerino, mentre mi dicevano in passato non era così. Ecco, io credo che la prevenzione sia fondamentale, che la repressione sia importante, è importante dare alle forze dell'ordine ecco, gli strumenti poi per regolare queste situazioni. Le forze dell'ordine ci dicono che è importantissimo segnalare e denunciare questi fatti. Esiste anche un'applicazione che si chiama YouPol e che insomma è molto semplice, molto intuitiva e qualunque situazione di questo genere non possiamo lasciarla passare.